Sono il project manager del progetto Corwood, un'iniziativa che è stata cofinanziata dalla Regione del Veneto nell'ambito del POR FESR e dall'azione 114. È un progetto di ricerca e sviluppo all'interno del quale sono state affrontate tutte le problematiche che riguardano l'ottimizzazione della filiera del legno, in particolare la filiera veneta. Quindi è un progetto che affronta sia la componente strategica di filiera, cioè la competitività di un insieme di aziende che ahimè sono poco integrate, ma che interviene anche sugli aspetti tecnologici che possono migliorare sia l'efficienza dei processi produttivi quanto la qualità dei prodotti, che possono essere materia prima piuttosto che semilavorati o componenti che andranno ad alimentare il settore dell'arredamento o addirittura il mercato degli edifici in legno. Quindi all'interno di questo convegno sono stati presentati i risultati di una prima fase che si è chiusa e che riguarda appunto la competitività della filiera e sono stati appunto illustrati le principali soluzioni che sono state individuate dal progetto a disposizione di quelle imprese, di quegli imprenditori che vorranno investire per migliorare la propria competitività. Oggi abbiamo presentato i risultati del progetto Corwood, una rete innovativa regionale su un progetto finanziato dalla Regione Veneto e abbiamo presentato come poter riposizionare la filiera. Di fondo gli elementi più rilevanti sono creare delle segherie di sistema che possono garantire efficienza e economia di scala e produttività nella parte più a monte della filiera e contemporaneamente creare dei brand riconoscibili all'interno di un brand più generale che vediamo probabilmente dietro di me, del legno veneto, e che permettono sostanzialmente di recuperare competitività, quindi da una parte in termini di efficienza e dall'altra in termini di rilevanza per il cliente finale. Il consorzio è un consorzio di filiera, il che vuol dire che teniamo dentro, racchiudiamo soci dal proprietario boschivo, passando per il boscaiolo, passando per la segheria, che è la prima trasformazione, arrivando poi alle carpenterie e falegnamerie, anche qualcosa. Questo è, è un consorzio, appunto, essendo di filiera, è una cosa abbastanza particolare perché dobbiamo sempre compensare gli interessi dei vari anelli della filiera, che quindi sono diversi, quindi il proprietario che vuole vendere il legname lo vuole vendere a più soldi, diciamo così, invece la segheria che lo acquista vuole acquistarlo a meno soldi, quindi è una cosa di gestione non sempre facilissima. Presenteremo dei risultati di un progetto finanziato dalla Regione, post-FESR, sul progetto che si chiama Corwood e nel progetto si sono trattati vari temi della filiera del legno, da temi macroeconomici, economici, fino a rinnovamento tecnologico delle aziende di trasformazione e di costruzione. Parleremo di filiera del legno, presentando i risultati del progetto Corwood e non mi dilungherei, passerei la parola a Giustino, che ringrazio, ci sarà un saluto, grazie Giustino. Buongiorno a tutti, sono Giustino Mezzalira, coordino dal punto di vista scientifico l'organizzazione del festival. Vi volevo un attimo spiegare in che contesto siete capitati, cosa sta succedendo intorno a voi, di cosa siete attori oggi. Questa è la seconda edizione del Festival della Foresta. Covid ha cambiato tutto, doveva essere un festival dentro una fiera, la fiera con il Covid è evaporata, però grazie a Longarone Fiere, grazie al suo coraggio, è stato messo a disposizione questa, chiamiamola hall, questo spazio interattivo dove alcuni degli attori principali della rete di partenariato che sostiene il festival hanno portato la loro presenza, tra cui il consorzio Legno Veneto, che già dalla prima edizione ha ritenuto di partecipare a questa collettiva, a questo momento che a me piace chiamare di orgoglio del mondo forestale veneto e non solo.
Il modo in cui questi incontri stanno avvenendo è quello che ci consentono le nuove tecnologie. L'ho detto anche in altre occasioni, se avessi dovuto guardare la platea lo scorso anno con un evento in diretta avrei detto non c'è nessuno. Ecco, sappiate che ci sono invece centinaia di persone che in questo momento stanno seguendo questo convegno, perché tutto è sul web, e soprattutto sappiate che c'è la potenza sterminata dello streaming, per cui poi ognuno di voi potrà prendere quello che vuole dalla database del festival e rilanciarlo attraverso le vostre reti ai vostri clienti, a chiunque riterrete. Tutto andrà poi via attraverso i canali YouTube e Facebook in particolare, e quindi toccherà, fate conto che con il festival hanno interagito fino a questo momento circa 150.000 persone, quindi è una dimensione completamente diversa di porre le nostre iniziative. Venendo a questa iniziativa, l'iniziativa Corwood, mi fa veramente piacere che torniamo qui per il secondo anno a parlare di come questo progetto, che ha al suo centro il riposizionamento competitivo delle filiere del legno nella nostra regione, si sta dipanando. Corwood sta per arrivare alla fine, se non erro ormai si stanno proprio tirando le conclusioni. Ho letto il bellissimo manuale rapporto finale. Ecco, è un tema questo del riposizionamento competitivo che deve interessare tutti gli operatori della filiera legno della nostra regione, perché ricordiamoci tutti che questo festival è nato come reazione alla tempesta Vaia. La tempesta Vaia può essere letta come un'immensa disgrazia oppure può essere letta come un'immensa opportunità. Io sono un forestale, dal punto di vista ecologico Vaia non è una disgrazia. Vaia è una enorme opportunità per mettere le mani sui nostri boschi e prepararli al cambiamento climatico. Ecco, deve essere altrettanto anche per la parte delle filiere. Purtroppo fino a questo momento non sta avvenendo, e quindi io penso che il Consorzio Legno Veneto abbia fortissima questa responsabilità, essendo le imprese del settore primario della nostra regione che vogliono valorizzare il legno veneto, non il legno in generale, ma il legno delle nostre foreste. Questo sia una mission che nei prossimi anni farà la differenza tra dire Vaia è stata una disgrazia oppure dire Vaia è stata una opportunità. Ecco, io vi auguro che anche questa giornata di studio dia una mano ad andare nella seconda direzione e poter fare quindi di questa tempesta un momento proprio di rinascita competitiva del settore primario legato alla risorsa legno. Buona giornata e buon lavoro a tutti. Io mi scuso con voi, faccio un pochino il jolly, adesso anzi è il quarto evento di oggi che parte fra poco nell'altra sala, quindi non vi seguirò adesso, ma mi guarderò lo streaming come tante altre persone che, come ha detto Giacomo, oggi magari sono in montagna a godersi questo meraviglioso weekend di settembre. Vedrò i vostri lavori in streaming nei prossimi giorni. Buon lavoro a tutti. Grazie mille Giustino. E passerei la parola a Michele Talo, direttore del Centro Consorzi. Per me è un piacere darvi il benvenuto come Centro Consorzi. Centro Consorzi è un consorzio di consorzi, quindi anche il Consorzio Legno Veneto aderisce e lavora con noi, e a nostra volta noi aderiamo al consorzio come Scuola del Legno. Io credo che il rapporto interconnesso della filiera, quindi già parlare di formazione assieme a quello che è i produttori, sia uno degli aspetti su cui si può lavorare meglio. Parlavamo appena adesso col presidente del consorzio Pozza anche di cercare collaborazioni anche con Bozza, delle opportunità per cercare di lavorare ancora con l'università e di sviluppare altri progetti. Oggi parliamo del progetto Corwood, che è un progetto che sta finendo, ma è un inizio, perché l'inizio è quello che è un resoconto che vuole essere uno stimolo per dire quali sono le possibilità, le iniziative che dobbiamo cercare di mettere in atto per ricostruire o riposizionare una filiera. E una filiera è fatta di diversi anelli, molti dei quali stanno zoppicando. In alcuni abbiamo dei segnali positivi, io dico sempre, specialmente nei lavori boschivi, vedo imprese di giovani. Dobbiamo lavorare perché poi questo lavoro si leghi e di fatto ogni anello in qualche modo cerchi di rafforzare gli altri e quindi di portare avanti lo sviluppo degli altri. I problemi sono enormi, chiaramente abbiamo tutta la concorrenza del mercato estero vicino,
che da un lato è forte, ma da un lato può anche darci degli stimoli e degli insegnamenti su cui appoggiarci per rivitalizzare un po' il settore. L'importante è partire da questo. Dicevo prima, questo è una partenza anche perché già oggi in parte degli interventi parliamo anche di altri progetti che stiamo sviluppando anche assieme al consorzio, assieme alla filiera e anche insieme alla rete innovativa Foresta Oro Veneto. Stiamo parlando anche di due progetti, uno riguarda sempre il settore delle costruzioni in legno che stiamo sviluppando. Big Wood è un progetto in collaborazione con il mondo austriaco, è un mondo che fa un po' paura alle nostre imprese, però io credo che noi abbiamo le potenzialità non per farci colonizzare, ma per cercare di andare a lavorare anche da loro, visto che comunque abbiamo un vantaggio competitivo sul costo. Per quello che riguarda il nostro territorio, io credo che se riusciamo a coinvolgere i vari aspetti della filiera in modo più operativo e importante, sicuramente questa sarà un'opportunità per tutti. Sicuramente il legno veneto non è sufficiente per fare tutte le lavorazioni e fagnamerie perché la tipologia di prodotto è diversa, ma in qualche modo qualche possibilità c'è. Il dibattito è un momento importante, quindi io credo che siamo qui oggi proprio con due obiettivi, quello di anche fare il punto, ma anche quello di trovarci insieme, di parlare, di confrontarci. Oltre a questo progetto, noi abbiamo un altro progetto assieme all'Università di Padova che è altrettanto importante. Qui ci sono due ricercatori che la Regione ci ha finanziato, che lavorano su un progetto di ricerca che si chiama Scale Up e che poi verrà un po' anche presentato e illustrato da Giacomo, che è uno dei due ricercatori. Infatti il fatto che lavorano in contatto con la Regione, perché l'obiettivo anche lì è dire gli austriaci fanno con il legno come noi facciamo con il maiale, diciamo, non buttano via niente, invece noi in qualche modo siamo abituati a, o per normative o per problematiche, a lasciar perdere anche quelle che sono opportunità che possono arrivare al territorio. E Scale Up è proprio un progetto che vuole cercare di prendere una parte degli scarti e di poterli riutilizzare, cercando di sensibilizzare anche quella che è la normativa italiana, no? Quindi cercando di dire, ma perché se da un'altra parte non ci sono limiti, perché ce li mettiamo noi? E questo è il primo quesito, è uno dei quesiti che andremo anche a discutere oggi. Quindi Corwood, riposizionamento visto come anche un'analisi per poter ripartire. Io dico sempre, gli studi servono, certo, servono poi gli imprenditori, perché gli imprenditori sono quelli che riescono in qualche modo a colmare quello che dal punto di vista ragionieristico in qualche modo non sarebbe possibile, ma viene garantito dalla voglia, dall'intensità che ci mettono tutti gli imprenditori per portare avanti le proprie aziende, perché qualche volta se andiamo solo a ragionare i numeri ci sarebbe a tirarsi indietro, invece la volontà è sempre quella di tirarsi avanti. Quindi grazie a tutti e buon lavoro. Grazie mille Michele. E passerei la parola a Enzo Bozza, Presidente del Consorzio Legno Veneto. Buongiorno a tutti, noi ci conosciamo quasi tutti, ma parlo anche per chi è in streaming. Allora, io sono il Presidente del Consorzio Legno Veneto, che rappresento in questo momento, e volevo portare a conoscenza, come ha detto Giustino, dell'attività del Consorzio. Allora, il Consorzio nasce nel 2012 con l'obiettivo di alcune aziende di rinvigorire quella che era la prima fascia di aziende che mancano completamente nel panorama del bosco, e sono le prime lavorazioni boscaioli e segherie, per fare di questo poi una filiera del legno
che già nelle seconde lavorazioni è già molto sviluppata in Veneto. Abbiamo aziende che riescono a produrre case, manufatti, carpenterie, che non hanno nulla da invidiare alle aziende tedesche, però ci manca tutta la prima lavorazione. Quindi noi come consorzio, no, la nostra mission attuale è quella che ha detto Giustino un attimo fa: bisogna rinvigorire il gruppo delle prime lavorazioni partendo dal bosco e arrivando alle segherie. Fatto questo, probabilmente potremmo collocarci sicuramente in una posizione di mercato, di leader di mercato. Guardate che nel mondo, almeno in Italia, si pensa sempre alla costruzione in legno come una costruzione fatta dagli austriaci o dai tedeschi. Non è vero. Il progetto Big Wood, che è in piedi con il consorzio, con il centro consorzi, fa sì che siano i paesi esteri che chiedono una nostra collaborazione, perché noi abbiamo un'esperienza diretta, cogente e molto valida per quanto riguarda gli aspetti sismici, per quanto riguarda la resistenza al fuoco, per quanto riguarda lo sviluppo di alcuni materiali isolanti che adesso sono molto di moda, non solo perché è una moda, ma perché è reale, che rispettano i criteri ambientali minimi. Parlo di fibra di legno, come parlo di lana di roccia, come posso parlare di canapa e quant'altro. E tutto questo fa sì che le nostre aziende possano collocarsi come partner delle aziende estere, dando a loro dei suggerimenti. Quindi siamo molto ricercati in questo. Quello che chiediamo in questo momento è che anche la politica capisca l'importanza del primo settore di lavorazione del legno, del primo settore forestale, e ci aiuti in questo per creare una filiera complessa da un lato, ma molto efficace sotto l'aspetto lavorativo dall'altra parte. Beh, io lascerei adesso a Giacomo spiegare un po' del progetto Corwood. Alcune attività sono già state realizzate, come diceva anche Michele, e sono in fase di completamento, perché entro aprile del prossimo anno si chiude il progetto e le nostre aziende che hanno partecipato sono tutte verso la fine dei lavori. E altre attività dovranno nascere adesso e con Enrico ne parlerà anche lui forse. Cerchiamo di avere altre attività per portare avanti questo settore. Grazie. Grazie Enzo. Passo la parola a Enrico Cancino, il project manager di Corwood. Entriamo quindi nel vivo della nostra presentazione. Buongiorno a tutti e grazie veramente per questa partecipazione. Saluto anche chiaramente le persone che online o in diretta o in podcast streaming, insomma in una fase successiva ascolteranno questa presentazione. Io in realtà parlerò veramente molto poco, perché chiudo di fatto la sessione di introduzione e di descrizione di questo contesto che ci dà appunto, e di questo progetto che ci dà l'occasione per vederci e affrontare alcuni temi. Per lasciare poi la parola a due veramente interessanti relazioni tecniche che vedrete saranno ricche di contenuti, a dimostrazione che queste iniziative di ricerca, al di là diciamo degli studi cosiddetti citati, portano anche delle soluzioni, o comunque la possibilità di disegnare delle soluzioni che possono essere prese in mano direttamente dagli imprenditori, con gli investimenti che chiaramente sono necessari, si diceva prima, però intanto sono delle proposte, sono delle soluzioni, sono delle strade che vengono indicate e crediamo con un certo profilo anche di concretezza, no? Perché in queste occasioni è molto facile, no? Disegnare delle situazioni o delle problematiche nei contorni più ampi, ma poi stringi, non si capisce che cosa poi bisogna fare per superare il problema, per superare le criticità. Ecco, Corwood ha proprio questa ambizione, cioè con una chiarezza che ormai è veramente a tutti nota di quelle che sono le problematiche della filiera del legno, soprattutto nella provincia, nel Veneto, diciamo, nel Veneto, problematiche chiare a tutti, che non sto assolutamente a ripercorrere perché in qualche maniera verranno anche riproposte dalle relazioni tecniche. Ha messo in piedi una serie di azioni molto mirate che vogliono trovare delle soluzioni su alcune criticità che sono proprio quelle tipiche della filiera
del legno, no? Quindi dà il tema delle aggregazioni dei proprietari forestali, quindi la capacità di aggregare un'offerta più interessante, con economie di scala che gli consentono una competizione per la vendita della materia prima su un mercato che ormai è quello europeo. Questo è stato un primo tema, affrontato addirittura con la predisposizione di un consorzio forestale da un'aggregazione di regole, quindi come vedete percorsi molto concreti che sono stati sperimentati sul campo. È stato fatto uno studio addirittura un business plan di quello che può essere il consorzio forestale, tenendo conto evidentemente delle entrate e delle uscite e quindi il valore, diciamo, patrimoniale che un'operazione di questo genere può determinare. Quindi, come vedete, cose diciamo molto concrete. In più, la conclusione di questa prima fase del progetto, che adesso andremo in qualche maniera a raccontare, che attraversa anche altre criticità che riguardano proprio la struttura della filiera e che appunto non vi anticipo nulla perché sentirete a breve. Quindi in questa sessione presentiamo le conclusioni di una prima fase del progetto. Seguiranno invece altre almeno 2 sessioni, come potete vedere da questa slide, quindi faccio riferimento alla conclusione, non lo chiamiamo VP1, no? Questa prima fase del progetto, ma come vedete il progetto Corwood sta affrontando e presenterà altri 2 temi fondamentali che riguardano invece gli aspetti tecnologici, cioè come le imprese di prima e seconda trasformazione possono investire in tecnologia per migliorare la propria produzione, quindi la qualità fondamentalmente del loro prodotto, efficientando i processi produttivi. Quindi siamo andati a lavorare sui processi di essiccazione e sanificazione, ad esempio, quindi phytokay, piuttosto che processi di essiccazione efficaci. Sappiamo che sono processi molto energivori e quindi l'ottimizzazione dei cicli e quant'altro. Questo è un tema fondamentale che già permette di immettere sul mercato un prodotto qualitativamente più interessante. Siamo andati a lavorare sui temi della difettosità del legno e quindi l'introduzione di tecnologie, in particolare scanner, con varie tipologie dall'ottico al laser, che permettono anche qua di ottimizzare la produzione di semi lavorati o classico, diciamo, il cosiddetto CLT, comunque XLAM. Quindi siamo andati anche a introdurre in azienda tecnologie di questo genere e siamo andati a vedere come funzionano. Tutto questo sono dei risultati di processo, numeri, statistiche, che fanno però capire molto bene quale può essere la produttività di questi impianti e da un punto di vista economico cosa rimane in tasca. Anche qua non vi anticipo ancora niente, i risultati sono particolarmente eclatanti, dimostrano come un investimento di questo quindi uso la parola corretta, come un investimento di questo tipo può avere una redditività in un determinato periodo. Questo l'abbiamo provato, sperimentato concretamente, non è uno studio, sì, è uno studio statistico di processo. Quindi questo è Corwood. Infine, l'ultima parte che presenteremo riguarda invece tutte le sperimentazioni e le applicazioni nell'ambito del settore delle costruzioni. Quindi l'edilizia in legno. Anche qua abbiamo affrontato 3 fattispecie, dalla produzione di moduli abitativi magari dedicati ad affrontare determinate emergenze, oserei dire in questo momento anche sanitarie, quindi moduli abitativi per ospitare persone che devono essere assistite, curate o trattate in determinate fattispecie, quindi moduli abitativi che ad esempio potrebbero essere utilizzati dalle RSA in caso di fabbisogni. Anche questo non è un tema particolarmente nuovo, capiamoci, però noi l'abbiamo fatto, cioè abbiamo messo le mani nei prototipi, negli impianti, nelle tecnologie, nelle dimensioni e nella normativa. Questo significa fare ricerca sperimentale, non è ricerca teorica. Così come addirittura la prototipizzazione di edifici polifunzionali, lì vedete un render, che permettono quindi, sono edifici che possono essere utilizzati per vari scopi in diversi momenti con volumetrie che addirittura vengono modificate e adattate in funzione, diciamo, dell'uso.
Anche questo, diciamo, è un prodotto nuovo che può entrare sul mercato e siamo andati a prototipizzarlo, cioè ci sarà in scala 1:1 un edificio di questo genere. Infine, il terzo ambito che abbiamo affrontato riguarda diciamo, sia il grande tema del comfort abitativo all'interno di edifici in legno, e quindi c'è stato un gruppo di lavoro che è andato addirittura a definire delle etichette di comfort che servono a dimostrare al cliente finale che un'abitazione che ha componenti in legno, e questi componenti sono stati tutti codificati, ha certamente delle prestazioni da un punto di vista del comfort e psicofisico di chi abita decisamente superiori a edifici che utilizzano altri materiali. Questo siamo andati a misurarlo, quindi non sono più sensazioni, percezioni che noi che conosciamo molto bene gli edifici in legno, ma chiunque credo avvertono. Le abbiamo misurate perché il consumatore magari potrebbe anche non credere a queste cose, e quindi attraverso, diciamo, degli studi certamente scientifici abbiamo dimostrato anche questi aspetti. Infine, dulcis in fundo, come intervenire con il legno nella ristrutturazione anche di tipo strutturale di edifici esistenti, magari costruiti con materiali evidentemente lapidei, come stiamo facendo una sperimentazione in questo caso sull'altopiano di Asiago, e come endoscheletri in legno strutturale possono in qualche maniera intervenire in ristrutturazioni che altrimenti sarebbero state fatte con la classica, diciamo, edilizia, e come questa ristrutturazione può migliorare le prestazioni strutturali ed eventualmente anche la sismica dell'edificio. Vi potete immaginare tutte le problematiche collegate alla collaborazione tra strutture interne, endoscheletri, e l'esoscheletro costruito con materiali dei più eterogenei. Questa è ricerca, questa è Corwood, e avremo altre occasioni per raccontarvi anche concretamente in scala 1:1 con delle belle fotografie che dimostreranno che non sono stati solo studi ma sono state anche applicazioni, quindi altre sessioni di lavoro che vi racconteranno i risultati di questa ricerca. Il progetto Corwood è un progetto finanziato dalla Regione del Veneto all'interno del POR FESR Azione 114, e assieme alle imprese di Foresta Oro Veneto abbiamo la bellezza di due atenei e diversi dipartimenti sia dell'Università di Verona sia dell'Università di Padova, Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di Padova, diversi dipartimenti per competenza che ci hanno aiutato a raggiungere questo tipo di risultati. Bene, vi ringrazio. Grazie Enrico per questo cappello introduttivo molto importante sul progetto Corwood. Passerei la parola a Ivan Russo del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Verona. Ringrazio gli organizzatori, ringrazio chi ha partecipato attivamente alla nostra parte di ricerca sul riposizionamento competitivo della filiera, e voglio anche ringraziare il dottor Enrico Cancino perché ci ha quasi 3 anni fa proposto una sfida e abbiamo provato a fare alcune proposte che adesso vi andremo a illustrare, però devo dire è stata una sfida molto, molto avvincente, molto interessante per noi presso il Dipartimento di Economia Aziendale. Ringrazio anche i colleghi Confente, Università di Verona, e Nicolò Masorgo che era qui con noi quando abbiamo iniziato, adesso è in Arkansas, quindi diciamo sta prendendo il volo dal punto di vista del suo percorso scientifico e di ricerca. Allora, noi abbiamo fatto un lavoro di questo tipo, abbiamo cercato innanzitutto di capire un pochino lo stato della filiera, nel senso che oggettivamente il contributo che il dottor Cancino ci ha un po' chiesto è quello di dire: d'accordo, ci sono tanti modelli che funzionano in altri settori industriali di servizi, c'è qualcosa che può essere funzionale a rivitalizzare, a riposizionare la filiera del legno veneto? Questo era un pochino il ragionamento. Allora, come prima cosa che abbiamo fatto, vi faccio vedere un paio di numeri che per un pubblico così qualificato sono ampiamente note, ma che per noi erano importanti per fare un po' il punto della situazione. Cioè abbiamo evidentemente una proprietà forestale molto frammentata,
abbiamo la fase del taglio in cui abbiamo imprese con meno di 2 dipendenti, quindi anche qui abbiamo, come dire, 300 imprese boschive ma con una media di 2 dipendenti se non meno. Abbiamo una prima lavorazione dove abbiamo 392 imprese, dove abbiamo circa 5 operatori per impresa, e infine abbiamo più di 6.000 aziende che lavorano nei processi produttivi, quindi mobili e altri prodotti del legno, dove abbiamo un numero di dipendenti un pochino maggiore, no? Ecco, questo è già, come dire, indicatore di una filiera, come dire, non troppo bilanciata, no? Non troppo bilanciata e con elementi di debolezza evidenti. Il secondo elemento, ovviamente a supporto, siamo andati a vedere i soldi, no? Gli euro. Allora, se noi andiamo a dividere, diciamo, le fasi in silvicoltura, prodotti del legno e immobile, anche qui credo che sia noto come abbiamo un import significativamente maggiore nelle fasi della silvicoltura e dei prodotti del legno, mentre siamo bravissimi nell'esportare mobili, però non con le materie prime che derivano da qui, evidentemente. Ecco, dove esportiamo? Esportiamo 55% Italia, 31% Europa, 14% il resto del mondo. Parlo della regione Veneto, evidentemente, d'accordo? Quindi, se dobbiamo essere un po' precisi, l'80% diciamo rimane tra Italia e Europa, però ecco, è uno sbocco Italia su Italia principalmente, quindi non abbiamo, come dire, non abbiamo lunghe distanze o lunghi luoghi da raggiungere o complessi, però li raggiungiamo come prodotti finiti con materie prime che non vengono dal Veneto. Questo diciamo è un dato che probabilmente è noto. Quindi abbiamo fatto una prima indagine presso le varie fasi della filiera per capire quali erano le percezioni in termini di criticità. Abbiamo chiesto quali erano i problemi, d'accordo? Tra l'altro è interessante, abbiamo ascoltato anche un pochino la conferenza precedente, la cosa che a me mi colpisce molto è che sulle criticità sono tutti d'accordo. Cioè, è abbastanza bizzarro sapere che tutti sono d'accordo sulle criticità da molti anni, però che non si è trovato il modo per prendere le criticità e cercarle di risolverle, no? Ovviamente siamo qua per provarci ancora nuovamente, no? Però c'è qualcosa che probabilmente non funziona. Allora, a livello di proprietà forestale cosa abbiamo? La frammentazione fondiaria è un elemento veramente importante, non c'è sempre una grande pianificazione sullo sviluppo del bosco, diciamo, e spesso c'è un'assenza della proprietà forestale nella gestione del settore forestale. Spostiamoci un pochino più in là, a livello di imprese boschive e forestali, cos'è che abbiamo? Qualcosa è già emerso, scarsa meccanizzazione, dimensioni limitate, qualche problemino sui lavoratori non regolari e certificazioni, cioè proprio il concetto di certificazione non sempre diffuso, e percezione di iter amministrativi piuttosto complicati, no? Ecco, ci tengo a precisare che stiamo condividendo le percezioni dei vari attori, no? Quindi non stiamo dicendo cosa ognuno magari pensa una cosa differente, però questo è emerso da questo giro di questionari. Poi arriviamo alla prima lavorazione, quindi a livello di segherie, che poi, come dire, è l'elemento core del nostro percorso di proposta di riposizionamento, nonché l'anello più debole probabilmente in fondo, perché dopo spiegheremo un pochino perché, anche se alcune cose anche qui sono note. Allora, qui si sente tantissimo la competizione con l'estero, quindi è un elemento critico, c'è difficoltà nel reperire le materie prime, e questo già ci dice una cosa, cioè ci dice che chi viene prima non riesce a fornire ciò che serve dopo all'interno della stessa regione, nell'arco magari di 50 km tra la proprietà forestale e la segheria, d'accordo? E anche qui abbiamo, come dire, la difficoltà, data la microdimensione, di avere grande potere contrattuale. Quindi abbiamo contratti a breve, contratti quindi non particolarmente vantaggiosi, e anche qui abbiamo delle certificazioni non diffuse. Seconda e terza lavorazione,
che dipende dai mercati esteri per l'approvvigionamento, no? L'abbiamo visto prima e di conseguenza se la materia prima non arriva dal Veneto, qui la seconda e terza lavorazione dipende dalla dipendenza dai mercati esteri. Ovviamente so perfettamente che qui spesso e volentieri è emerso come le condizioni di lavoro austriache o tedesche sono significativamente migliori rispetto dal punto di vista fiscale e dal punto di vista del costo del lavoro, dal punto di vista della burocrazia rispetto a quelle italiane o venete, però onestamente è un problema un pochino più grande di questa platea. Quindi possiamo, come dire sì è vero, sappiamo benissimo che i vantaggi fiscali e sul costo del lavoro eccetera là sono diversi che qua, c'è meno attenzione o meno possibilità o meno specificità. Detto questo, cosa vogliamo fare? Continuiamo a dirlo per quanti anni? Cioè, questo è un pochino la cosa, cioè ok, un problema, ok, lavoriamo su quello che possiamo controllare, no? Proviamo su quello che si può controllare. Abbiamo identificato N problemi su cui secondo me siete tutti d'accordo, poi magari qualcuno ne aggiunge qualcun altro, però la parte, come dire, che non possiamo controllare, magari, come dire, ovviamente c'è la politica che può intervenire, però voglio dire, il percorso è un pochino complesso e lungo. Dopodiché, alla luce di queste informazioni, abbiamo creato una SWOT analisi. Dopo, ecco, tutte queste informazioni nel dettaglio le trovate nella relazione, nel rapporto che avete nelle cartelline. Allora, punti di forza e di debolezza, SWOT analisi è un esercizio molto semplice che ci identifica un pochino quali sono gli elementi di forza e debolezza a livello micro e minacce e opportunità a livello macro. Allora, punti di forza, qui c'è del know-how, importante know-how. Okay, nessuno discute che qui c'è una storia e ci sono delle competenze, delle skills e delle capacità. Ci sono delle imprese valide, molto forti, che sono molto specializzate però. E c'è una parte delle aziende del Veneto che nel tempo è riuscita a riposizionarsi nel settore del lusso, dove ci sono marginalità diverse, dove ci sono investimenti di innovazione differenti e comunque, come dire, una capacità interessante. Dall'altra parte, quali sono gli elementi di debolezza? Uno l'abbiamo già citato, un po' la difficoltà di reperire materie prime, inefficienze nelle prime lavorazioni. L'abbiamo chiamato customer education, cioè dopo faremo vedere 4 numeri, ma fondamentalmente non c'è una riconoscibilità del brand Veneto, del legno Veneto. Cioè il cliente, il consumatore finale non riconosce il valore di acquistare un prodotto made in Veneto. Voglio dire made in Italy, ma non c'è questo tipo di cultura, non c'è questo tipo di comunicazione, non è arrivata, cioè non c'è, non esiste e non è mai stato sviluppato. E il quarto elemento è che sostanzialmente le fasi che abbiamo visto, ognuno parla per sé, cioè ognuno sono dei grandi silos funzionali tra prima fase, seconda fase, terza fase, quarta fase, ergo non abbiamo una grande integrazione tra questi attori e di conseguenza chi vende il prodotto non ha nessun interesse, visto che la materia prima se la prende poi da altre parti, a interfacciarsi con la parte che arriva a monte. Cioè, la parte a monte non sa cosa succede a valle, la parte a valle non è interessata di ciò che succede a monte lungo la filiera, molto semplicemente detta in altre parole. Quali sono le opportunità? Allora, le opportunità che noi vediamo e le abbiamo sentito anche prima da dottor Mezzalire, cioè VAIA è un'opportunità. Io sono totalmente d'accordo. Perché? Perché ha messo nelle condizioni di difficoltà estrema una zona con già dei problemi precedentemente. Allora qual è, se non è il momento di ripensarsi, di riposizionarsi adesso, quando lo facciamo? Quando lo possiamo fare? Però la reazione post-VAIA, l'abbiamo anche riportato nella relazione, è stata poco di sistema e molto individualista. Molto, come dire, legata ad alcuni aspetti che ognuno guardava il proprio percorso, il proprio giardino. L'altra opportunità, e la pandemia ci dice anche questo, cioè nel mondo dei settori dei servizi e dell'industria si sta cercando di riposizionare e riorganizzarsi con supply chain corte. Cioè oggi si parla di resilienza della supply chain, che significa sostanzialmente cercare di avere fornitori in luoghi diversi, possibilmente vicini, perché quello che ci ha insegnato la pandemia è che prima è stata chiusa la Cina,
poi è stata chiusa l'Europa, poi è stata chiusa il Nord America e il Sud America. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu sei un'azienda globale, nell'approvvigionamento ma anche nella commercializzazione, hai dovuto accendere e spegnere la tua organizzazione rispetto ai blocchi vari che venivano dalla pandemia. Ok? E se la fornitura è lontana o il mercato è lontano, è un problema la gestione di una cosa del genere. Quindi più tu hai una filiera corta, locale, più questi problemi, come dire, o li viviamo tutti o ci salviamo tutti. Allora, visto che il presupposto è che il 55% del prodotto lo vendiamo in Italia o in Europa, e in Europa vuol dire che raggiungiamo il mercato non attraverso lunghi viaggi, ma attraverso magari come dire, il mercato tedesco, il mercato francese, non grandi viaggi, allora a questo punto l'idea di avere filiere corte è un'idea vincente da questo punto di vista, no? O comunque su cui fare un ripensamento, un riposizionamento, ma perché in generale anche c'è un trend dai governi in giù a cercare di trovare dei percorsi si chiamano di reshoring, cioè di riportare le produzioni nell'ambito locale. Ovviamente io non voglio portare illusioni qui, cioè quando leggo i giornali le aziende ritorneranno in Italia a produrre, non esiste al mondo questa cosa, cioè succederà in condizioni particolari. Le condizioni particolari quali sono? Forte automazione di ciò che riporti qua, ok? O settori dove comunque c'è marginalità e quindi puoi giocarti in marginalità. C'è una terza opzione, che intervenga il governo effettivamente in maniera importante sul costo del lavoro e sulla tassazione delle imprese. Ok, ecco, questa però, torno a dire, gestiamo ciò che possiamo controllare e il sistema Italia non si controlla neanche da solo, quindi non credo che noi qui, 20 persone, possiamo farlo, no? Ecco, però la filiera corta cos'è che ti dà? Ti dà tutta una serie di stabilità dal punto di vista di ciò che viene, come dire, approvvigionato, trasformato e prodotto, d'accordo? E intendo dire, per essere ancora più semplice, perché oggi abbiamo tutti le mascherine e a marzo non ce l'aveva nessuna? Cioè, il motivo è molto semplice, perché tutta la produzione di mascherine, che è una produzione strapovera, a zero valore aggiunto, stava nei paesi asiatici. Paesi asiatici chiusi, domanda ovviamente enorme di mascherine improvvisamente, tempo di andare a riorganizzare questo tipo di supply chain, 3 mesi. Okay? E quindi cos'è che si sta cercando di fare? E adesso tutte le mascherine ce le abbiamo, è di avere delle produzioni locali di questo tipo di prodotti o comunque di tutti i dispositivi medici. Ok, filiera corta, vicinanza, certezza dell'approvvigionamento, no? Elementi fondamentali. Sostenibilità del business nel tempo, ho qualche dubbio, però c'è un'emergenza sanitaria che passa sopra tutti, diciamo, i ragionamenti precedenti, no? Qui c'è un commitment fortissimo dell'Europa, del governo, quindi non si pone il problema, tu la gente in ospedale o noi ti devi dotare di dispositivi medici di protezione, punto. D'accordo? Ecco. L'altra opportunità, che è un'opportunità, come dire, che si porta dietro l'italianità delle produzioni in generale, che è un valore aggiunto, cioè il brand più importante al mondo è il Made in Italy, no? Che non è di nessuno, ma è un brand importante. Allora, l'idea del Made in Veneto, o comunque di avere prodotti che hanno una storia dall'inizio alla fine veneta, è un'altra opportunità su cui è il caso di lavorare. Quali sono le minacce? Allora, competizione dei paesi esteri, ne abbiamo già detto, e l'altro sistema Italia, cioè la reazione del sistema Italia a tutti questi problemi, a volte è brillante, a volte è meno brillante. D'accordo? Qui ognuno ha la sua opinione. Beh, chiaramente è il sistema Italia, non possiamo dire che sia il sistema più funzionale al fare impresa del mondo. D'accordo? Detto in maniera molto polite, ma questo è quanto abbiamo. Allora, qual è il tentativo? Allora, il tentativo è, sentivo prima un relatore nella precedente sessione che diceva, qui signori la filiera non esiste. Evviva! Nel senso che la filiera non esiste, ed è vero, cioè la filiera è una ricostruzione che io osservatore faccio dall'esterno, dico ok, mettiamo in sequenza tutti gli attori della filiera rispetto a quello che fanno, perfetto. Poi
Poi non si sa cosa succede prima, cosa succede dopo, non c'è una grande integrazione, eccetera. E quindi il ragionamento in più che facciamo è cosa succede in altri settori che avevano magari stessi problemi. L'idea di fondo è di passare a un concetto che è un'etichetta magari per voi, però ha delle basi organizzative, che da filiera a supply chain. Ok? Cosa vuol dire filiera supply chain? Vuol dire questo bel giochino con cui gioca mio figlio. Ok? Questa robina qui si chiama patatrack, d'accordo? Si chiama patatrack perché? Perché quello di sinistra lo vedete un po' traballante. Perché traballante? Perché la base e il proseguo della costruzione non è solido e mette in difficoltà ciò che ci sta dopo, d'accordo? L'idea di fondo è sostanzialmente creare qualcosa in sequenza che permetta una collaborazione, una condivisione dei progetti, delle attività, con l'idea che tutti gli attori devono cercare di contribuire alla massimizzazione dell'efficienza e alla massimizzazione del valore finale, perché alla fine questa cosa qui funziona se il cliente acquista, se il cliente ha la propensione per l'acquisto. Ne abbiamo vantaggi tutti da questo punto di vista, ma il cliente vuole una value proposition, vuole un motivo per acquistare, vuole comprendere il perché c'è un vantaggio, dov'è il valore, dov'è il beneficio di acquistare il prodotto made in Veneto, d'accordo? E che veramente il consumatore finale ha vari motivi per acquistare o per non acquistare. Però il punto qui organizzativo nostro è che l'attore successivo non deve essere messo in difficoltà dall'attore precedente lungo la supply chain, no? Cosa che vedete plasticamente qua, cosa che qui invece vediamo, perché tutte quelle criticità che abbiamo visto pezzo per pezzo sono un problema per quel pezzo, ma sono un problema per il pezzo successivo. Ok? Perché? Perché perdiamo le basi di trust, di fiducia, le basi di collaborazione, le basi di condivisione, le basi per cui se io guadagno €1 lo guadagna anche lui, se io perdo €1 lo perde anche lui. Cioè un risk sharing e un reward anche assieme, d'accordo? Ecco, è chiaro che questo è un'idea gestionale, un'idea di organizzativa che poi necessita però di aziende, di persone, di imprenditori, no? Sentivo prima, certo ci devono essere imprenditori che devono crederci in questa roba perché altrimenti diventa una cosa del genere. Questo vuol dire passare da filiera a supply chain, cioè cercare appunto una condivisione di una serie di progetti, di informazioni, di documentazione. Come? Allora, quando si parla di supply chain, voglio dire, c'è sempre un attore principale che coordina la parte fornitura e arriva a integrare fino a valle. D'accordo? Succede in vari settori, in vari contesti. Ora, tutto questo per noi, il focus, secondo noi, di analisi è che questo sorta di attore principale dovrebbe essere la segheria. D'accordo? Allora, oggi chiaramente abbiamo messo in paragone il modello attuale e il modello potenziale, poi vedremo che sarà una soluzione un pochino ibrida, ma oggi abbiamo la possibilità di avere un modello di segheria policentrico e un modello di segheria monocentrico. Ok? Quali sono le criticità di uno e i punti di forza dell'altra? Perché non c'è one shot, cioè non è che uno è perfetto e l'altro non fa schifo, no? Ci sono, come dire, degli elementi di vantaggio da una parte all'altra. Allora, il policentrico evidentemente ha meno volumi, ok? Ha meno potere contrattuale, perde un po' di efficienza. Però dall'altra parte può avere una capacità di personalizzazione del prodotto o lavorare piccole serie di prodotti in maniera molto, molto migliore di chi magari ha del modello monocentrico. È sicuramente più flessibile, d'accordo? Dall'altra parte cosa abbiamo? Un modello monocentrico che è poco flessibile, ok? Che ha bisogno di costanza di volumi però per lavorare in efficienza, perché sennò perdiamo il concetto. Dall'altra parte mi permette di avere una serie di vantaggi che sostanzialmente sono quelli di efficienza dal punto di vista della produzione, maggiore produttività, efficienza dei trasporti, che è un altro punto dolens dell'ambito della filiera del legno. Perché? Perché posso ottimizzare i trasporti, posso avere carichi pieni, posso avere una capacità negoziale con chi fa attività di trasporto molto differente, se gli garantisco costanza di volumi, cioè durante la pandemia lo stop and go
Cioè, la logistica ha permesso a tutti noi di continuare a vivere, a poter trovare le cose sul supermercato, a parte le prime 2 settimane, d'accordo? Ma non pensate che abbiano fatto soldi, perché hanno lavorato in estrema inefficienza, ok? Perché i volumi erano totalmente una variabilità clamorosa, difficile da gestire, però c'era l'obbligo di portare i prodotti ad ogni costo sostanzialmente, ok? Il mondo della sanità ha vissuto a risorse infinite, sta ancora vivendo a risorse infinite, cioè non si sono dietro dei concetti di efficienza, però prima o poi i nodi vengono al pettine, d'accordo? Chiaro che parliamo di, prima ho detto, un ambito privato, un ambito pubblico, quindi sono contesti diversi. Ovviamente se hai volumi, se hai una storia di efficienza, ciò che recuperi dall'efficienza lo puoi investire in innovazione, che è l'altro elemento importante, no? Che lì siamo un po' fermi e l'innovazione però fa la differenza tra alcuni luoghi che conosciamo e altri un pochino vicini dall'altra parte, no? Ecco, allora la segheria di sistema dovrebbe avere un modello di supply chain che definiamo a clessidra, d'accordo? Che vedete rappresentata qua, che ci permette di avere efficienza, standardizzazione, economie di scala a monte, ok? E rilevanza a valle perché ho volumi, perché ho qualcosa, ho diciamo capacità di gestione. E l'idea di fondo, che poi andremo a sviluppare nella seconda parte, è quella di avere come perno, come hub, come luogo di consolidamento la segheria, ma non una per tutta la regione Veneto, ma avere segherie di sistema dove ho di fondo rispettato il principio di avere volumi sufficienti per avere efficienza e produttività, 1. 2, garantire che in loco ci sia un brand riconoscibile da parte del consumatore finale. D'accordo? Adesso questa seconda parte la sviluppiamo più avanti. Sostanzialmente l'altro elemento che dovrebbe fare la segheria del sistema sarebbe quello anche di essere una sorta di centro di servizi, gestione amministrativa, gestione ordini e gestire il traffico inbound e outbound, okay? Che è il modello CEDI della grande distribuzione organizzata. No, cioè non è che tutti i produttori di prodotti nel settore agroalimentare vanno direttamente al supermercato, perché è estremamente inefficiente dal punto di vista dei trasporti, è inefficiente dal punto di vista di conoscere che cosa il supermercato vorrà. No, tutto viene consolidato in un luogo dove tutti i vari attori dei produttori portano i loro prodotti, vengono stoccati e sventagliati presso i punti vendita rispetto alla reale domanda dei punti vendita. Il CEDI è organizzato dalla grande distribuzione organizzata, i punti vendita pure sono la stessa azienda e ovviamente a questo punto vai sul punto vendita come con un ordine multifornitore e porti ciò che serve. Ottimizzi i carichi, ottimizzi i trasporti, ottimizzi le attività amministrative, sono tutti felici. Cioè è win-win questo tipo di situazione. Quindi le caratteristiche della segheria di sistema quali dovrebbero essere? Allora, dovrebbe garantirci, cioè per metterla in piedi, deve garantirci volumi, ok, per garantire efficienza. 2, deve essere localizzata in maniera strategica, ovvero vicino a dove sta il bosco, ok? Deve avere un coordinamento su ciò che succede prima e ciò che succede dopo. Deve essere in grado un attore riconosciuto per interloquire con questi attori, chi c'è prima e chi c'è dopo. Deve gestire tutta la parte informativa. Ok, ricordate, quando parliamo di supply chain non c'è solo il flusso fisico dei prodotti, ma ci sono anche il flusso informatico, ok? Qui che sono fatti di ordine, che è fatto di informazioni, che è fatto di previsioni di vendita, che è fatto di trend di mercato, eccetera. E soprattutto credo che qui ci sia bisogno di un luogo di confronto tra i vari attori. Cioè tutte quelle criticità che abbiamo visto non se le deve gestire ognuno per sé, le buttiamo nel frullatore che è questo centro servizi segheria del sistema, cioè non la guardiamo solamente come un luogo dove si cerca di produrre in maniera più efficiente, di trasformare in maniera più efficiente, è un luogo anche dove si cercano di risolvere i problemi per tutti, sempre con l'idea che io guadagno €1, tu guadagni €1, tu perdi €1, io perdo €1, ma il progetto l'abbiamo condiviso assieme, d'accordo? Che obiettivi abbiamo e diamo alla filiera nell'idea di passare da una filiera di produzione a una supply chain, nella parte a monte, ok? Stiamo dicendo che
l'obiettivo è, uno, di avere una pluralità di centri di trasformazione, quindi di segherie, due, di avere l'accentramento delle fasi produttive, amministrative e di servizio, tre, in questo modo vado a creare le condizioni per avere la famosa supply chain più corta e a servizio della seconda lavorazione. Cioè la prima lavorazione non è più un problema per la seconda lavorazione, è un'opportunità, d'accordo? Creo standardizzazione dei processi, cioè la cosa peggiore che voi potete avere nella gestione di un flusso fisico di prodotti e di informazioni è non avere standardizzazione. Ciò che non è standard è inefficiente per definizione. Se tu puoi creare standardizzazioni, manuali di procedure e come dire, comprensione che il processo è da lì fin lì e lo gestiamo così, tutto funziona meglio in maniera più efficiente. E un luogo dove viene stoccato sia il tondame che il semilavorato in uscita per rifornire le piccole segherie e carpenterie che avrebbero comunque sempre un ruolo per produzioni un attimino più personalizzate e più specifiche, e quindi non l'acquisterebbero più dall'estero. Okay? C'è questo elemento di valorizzazione. Ovviamente noi possiamo fare tutto questo bene a monte, e chiaramente c'è del lavoro da fare, per portare, però dobbiamo immaginare come portare qualcosa di rilevante a valle. Quando io dico di rilevante, vuol dire che è qualcosa di riconoscibile dal cliente, viene preferito dal cliente e io lo compro volentieri, ne parlo, d'accordo? Cioè quindi non dobbiamo pensare al legno, ovviamente, dobbiamo pensare a costruire un brand, d'accordo? Allora, qui abbiamo cercato di, partendo dal principio che la segheria di sistema deve essere vicina ai luoghi del bosco, abbiamo, come dire, anche nelle interviste che abbiamo fatto, cercato di individuare dei luoghi che avessero alcune caratteristiche. Allora, la prima caratteristica: dove va questo luogo di materia prima? Garantire volumi alle segherie di sistema, se no perdiamo il presupposto della segheria di sistema. Due, garantire valore aggiunto del prodotto. Torno a dire, il valore aggiunto vuol dire più ricchezza per tutti, quindi è inutile che mettiamo le fiche su 10 tipologie di prodotti, mettiamo le fiche su 2 prodotti che sono ben percepiti, ben pagati e danno valore aggiunto a tutti. E 3, che mi deve garantire costi logistici ridotti. Cioè, peraltro nella prima parte il prodotto è a zero, è a pochissimo valore aggiunto, voglio dire zero, ma è a pochissimo valore aggiunto. I costi logistici pesano tantissimo, i costi di trasporto pesano tantissimo. Quindi se poi nella parte successiva tu riesci a garantire un valore aggiunto importante, recuperi quello. Quello che stiamo dicendo è: vogliamo la materia prima vicino alla segheria di sistema, il passaggio successivo è avere il mercato finale non troppo lontano. Ma questo ce l'abbiamo già, perché il 55% del prodotto è in Italia, d'accordo? Quindi questo non è una cosa troppo da costruire. Il problema è che quel 55% di prodotto non deriva da ciò che arriva dalla regione Veneto, per lo più. E quindi dobbiamo creare qualcosa che è riconoscibile. E quindi noi abbiamo individuato 4 sostanzialmente brand legati al prodotto, no? Perché come diceva qualcuno prima di me, cioè il bosco è qui. Non è dall'altra parte. Cioè io sono di Verona e le uve da dove arriva l'Amarone sono in Valpolicella, non sono dall'altra parte. Quindi io un giorno potrò anche andare a stoccare il vino perché costa meno in Slovenia, però la materia prima è lì. Allora è come il principio del campo di Wimbledon. Allora l'importante non è che vincesse un inglese, che non ha vinto per tanti anni, a parte recentemente uno scozzese. Il tema vero è che il campo di Wimbledon rimanga lì. Perché? Perché il campo di Wimbledon ti porta investimenti, ti porta traffico, ti porta persone, ti porta sponsor, eccetera. Vince un inglese, meglio. Non vince un inglese per X anni, d'accordo? E poi vince addirittura uno scozzese, quindi siamo andati ancora forse peggio da un certo punto di vista. Però il campo di Wimbledon deve rimanere lì, gli devi creare le condizioni perfette per rimanere lì, di sistema, di macrosistema, di microsistema. Quindi abbiamo individuato questi 4 brand che ci sono sembrati più rilevanti, che diciamo almeno rispettavano i 3 prerequisiti che vi ho elencato, no? Che sono quindi l'abete rosso del Cadore Comelico, il Lares della Val di Zoldo, l'abete rosso dell'Altopiano di Asiago e i latifoglie piccoli delle piccole Dolomiti.
Questa è la cartina che conoscete, ok? Non è fantastica dal punto di vista grafico, però il tema per me, che sono mio background logistico, è questo, cioè la materia prima è vicino alle segherie di sistema, le segherie di sistema sono vicine alle infrastrutture logistiche, quindi alle strade, quindi a statale 51 e alla 4. Sono caratteristiche per requisiti rilevanti, cioè qui abbiamo dei brand che possono essere costruiti e sono riconoscibili. La materia prima è vicino al luogo di trasformazione, dove abbiamo dei volumi sufficienti per garantire l'efficienza, e l'efficienza la crei però finché non stiamo per trasportarlo, d'accordo? Ecco, tutta quella parte lì che ci permette di ottimizzare le operations, le attività operative e l'efficienza per tutti devono essere messe a sistema. Però devi raccontare una buona storia, e la buona storia è legata a questi brand, d'accordo? Non a tutto. Poi è chiaro che dalla segheria di sistema abbiamo, come dire, il cippato, abbiamo il prodotto che va verso, come dire, un qualcosa di più a valore aggiunto, qualcosa che è di scarto, cioè è evidente che nell'ambito della segheria di sistema non è che abbiamo tutto oro, d'accordo? Però è parte della ricerca dell'efficienza e della produttività. Su questo abbiamo anche un caso specifico che siamo andati a ascoltare, a sentire, che è un'azienda che conoscete immagino bene, che è Itlas. Itlas ha proprio queste caratteristiche, cioè non è vero che usa solo legno veneto, per carità non è questo il punto, però una delle principali caratteristiche è la foresta del Cansiglio, che dista 30 km da dove poi viene trasformato il prodotto, e dove viene venduto il prodotto viene venduto nell'arco di 300 km dall'azienda stessa. Filiera corta, molto efficiente. È chiaro che qui c'è, come dire, la componente a monte che persegue un obiettivo di efficienza e la componente a valle che persegue un obiettivo di rilevanza per il cliente, una riconoscibilità di un brand, okay? Che è un investimento pubblico-privato che è stato fatto negli anni, che però dà un modello da seguire. Poi ci sono delle caratteristiche specifiche che magari non sono replicabili. Quindi sintesi: efficienza a monte, rilevanza a valle, e la riorganizzazione della filiera quindi si baserebbe su una pluralità di supply chain organizzate rispetto a 4 segherie di sistema, cioè 4 brand, 4 segherie di sistema, 5 perché magari ci sono delle situazioni particolari, però se i brand sono 4, sono 5, la materia prima è lì, i prodotti devono andare in quelle segherie di sistema, che mi creano un centro di servizi, un centro di trasformazione. Attorno a quelli creo una storia di un brand importante, Made in Veneto, eccetera, eccetera. Questo lo lascio alla comunicazione e al marketing, per poi andare verso valle. E verso valle sappiamo dove va già. C'è già un mercato, no? Cioè non è che parliamo di andarci a cercare dei mercati nuovi. Poi, per carità, le opportunità ci possono essere, ma il mercato è qua, non è tanto distante. E quindi la strategia deve avvenire attraverso strategia multi-brand, cioè il brand Legno Veneto va benissimo, però sotto ci mettiamo 4 brand, ok? 5, dopo questo si può ragionare, però ognuno ha la sua storia, perché uno è differente dall'altro. Torno a dire, non per riprecare la storia del vino, ma l'Amarone è differente dal Recioto, è differente dal Ripasso, è differente dal Valpolicella Superiore, è differente dal Valpolicella. 4-5 brand, 4-5 prezzi, 4-5 valori aggiunti, 4-5 storie. D'accordo? Poi è chiaro che parliamo di un settore con marginalità e quindi prendiamo un pezzo però di ciò che ci serve, no? Dalle altre best practice che vediamo. A chiusura noi abbiamo fatto anche una piccola, definirei sondaggio, non troppo, come dire, per avere un trend, diciamo, per capire se il brand Legno Veneto era riconosciuto. L'abbiamo fatta qui un anno fa, quindi ha un bias a monte, nel senso che le persone che sono qua sono persone o del settore o comunque persone che dovrebbero conoscere questo mondo qui. I risultati però sono stati un po' sconfortanti, cioè nel senso abbiamo avuto una serie di associazioni rispetto a cosa rappresenta il legno, quindi ambiente, sostenibilità, arredamento, artigianato, resistenza, green, eccetera. Però la domanda, conosci o hai mai sentito parlare del brand Legno Veneto? 75% ci ha risposto no.
qui l'anno scorso, non a Verona città dove probabilmente saremmo andati al 98% di no. Qua una riflessione va fatta evidentemente, no? Quindi c'è del lavoro da fare e chiaramente torno a dire, ricordiamoci sempre che è il cliente che decide. Possiamo lamentarci quello che vogliamo, ma se il cliente non ci compra, c'è un motivo. Non ci sono margini. Il prezzo è alto, il prezzo è basso, non so chi sei, non me ne frega niente che è del Veneto, non riconosco il valore Veneto, ci sono 1000 motivi, però non ti compra, fine. Bisogna partire da lì. Allora, siccome non è che non si vendono mobili in giro per il mondo, in giro per l'Italia, però non c'è una riconoscibilità per ciò che viene da qua o ciò che si può costruire da qua. Quindi il mercato c'è, ok? È in sviluppo, ci sono una serie di opportunità che vengono presentate anche successivamente, che sono riportate nel Core Wood, però non c'è la riconoscibilità del dire io compro questo tipo di prodotto, d'accordo? Questo tipo di storia voglio comprare. E tra l'altro su questo per me è una cartina di tornasole di tutto ciò che vi ho detto fino adesso, no? Che dice, parla... Ragazzi, io lo abbiamo scritto poi nel progetto, che qui c'è un modo per capire se poi ci stiamo o non ci stiamo nel metterci in discussione. Proviamo a implementare un progetto di blockchain lungo la supply chain veneta, perché un progetto di blockchain significa mettere all'interno sul tavolo una tecnologia che dà visibilità da monte a valle, necessita condivisione di documentazione, necessita mettere €1 ognuno per investire in questo progetto, ma le opportunità sono importanti. Perché? Perché la blockchain a valle cos'è che ti permette? Ti permette banalmente che prendi il tuo telefono, proietti un QR code e qui al cliente gli racconti la storia del comelico e da dove arriva il prodotto che sta per comprare. Ti dà tracciabilità, ti dice che quel prodotto non viene dalla Cina ma viene da qui, ti dà una buona possibilità di fare un buon storytelling, ti dà una serie di opportunità e a monte ti garantisce una marea di vantaggi in termini di efficienza. Perché se ho visibilità, so quando il prodotto arriva, in che quantità, mi permette di fare previsioni, mi permette di dare stabilità, mi permette una serie di vantaggi. Però a questo punto è un all-in, cioè noi andiamo a mettere le carte sul tavolo, diciamo che ci sta su un progetto di questo tipo di condivisione delle informazioni e vediamo se le criticità rimangono, portate pazienza, un lamento perenne oppure si trasformano in una costruzione futura di qualcosa che porti a un riposizionamento della filiera. Ho concluso, vi ringrazio, grazie ancora Enrico. Grazie mille Ivan, complimenti per la presentazione, siamo arrivati fino a Wimbledon, pensate. E interviene adesso Emanuele Cesprini dell'Università di Padova, laureato in Scienze Chimiche e beneficiario di una borsa di dottorato per la ricerca di un bioadesivo appunto che permetta poi di utilizzare lo scarto come biocombustibile. Ringrazio tutta l'organizzazione per questa opportunità di esporre i risultati. Porto i saluti di Michela Zanetti, che è la coordinatrice in qualità di professoressa del TESAF di Legnaro, che ha coordinato quindi il progetto, e in questo caso andremo a parlare della caratterizzazione xiloenergetica degli scarti legnosi incollati. Il perché di questa analisi? Innanzitutto per sempre, ricollegandoci agli interventi precedenti, per il riposizionamento della filiera veneta all'interno quindi di tutto l'intero processo. Tornando al discorso, da cosa nasce questo lavoro? Nasce comunque dall'incongruenza che vi è tra la normativa italiana, ovvero in particolare il decreto legislativo 152 del 2006, nel quale si afferma che è severamente vietato recuperare energeticamente degli scarti di qualsiasi prodotto, nello specifico caso legnosi, trattati chimicamente, quindi non c'è distinzione tra diversi trattamenti chimici.
Questo, ricollegandoci anche agli interventi precedenti, è diverso a livello europeo e mondiale. Infatti nella normativa UNI-EN ISO 17225 del 2014 viene riportato quanto scritto nella seguente slide, ovvero che sono ammessi determinati trattamenti chimici come possono essere colle, grassi o determinati tipi di additivi se l'analisi chimica di questo materiale, quindi di queste scarti di produzione, rientra nei limiti imposti dalla stessa normativa. Quindi questa diciamo che è quell'incongruenza che spesso in Italia vi è rispetto a quello che è l'Europa o il mondo. E quindi abbiamo voluto proseguire, appunto, specificare questa incongruenza e analizzare attraverso dei partner aziendali che ci hanno fornito dei materiali, colgo l'occasione per ringraziarli, gli scarti di produzione della filiera del Veneto. Cosa sono stati analizzati inizialmente? Vabbè, scarti di legno vergine, di abete rosso, i cui risultati non vengono neanche portati perché sono comunque ampiamente studiati e su cui si basano i valori limite della normativa precedentemente citata. Sono stati analizzati scarti di pannelli XLAM e scarti di piallatura. Due tipi di scarti di piallatura, delle piallature di giunzioni a pettine e invece scarti di piallatura della tavola XLAM finale. Nella seguente slide sono riportati quali sono i parametri fisico-meccanici e analisi chimica elementare su cui si basa la normativa. Quindi possiamo vedere nella parte sinistra della slide i parametri fisico-meccanici come il contenuto idrico, le dimensioni, che sono ad esempio dimensioni di un biocombustibile solido quale può essere il pellet o la legna da ardere o le brichette, il contenuto in ceneri, la massa volumica, il potere calorifico, la fusibilità delle ceneri e la durabilità meccanica. A destra invece vengono riportati tutti gli elementi chimici che vengono presi nell'analisi elementare. Nella tabella riportiamo i valori ottenuti da un'analisi preliminare, quindi non tutti i parametri precedentemente citati che servono per la categorizzazione in una classe energetica del biocombustibile, ma solo un'analisi elementare di quello che gli scarti di pannello XLAM possono offrire. Possiamo vedere comunque come i valori rientrino ipoteticamente in un biocombustibile di qualità buona. Successivamente sono riportati, come citato precedentemente, i risultati ottenuti dai due tipi di scarti di piallatura. L'immagine superiore mostra gli scarti di piallatura dei finger joints, ovvero delle giunzioni a pettine. Si può vedere già una differenza a livello anche visivo, dove la quantità di colla, quindi di componente poliuretanica, è molto maggiore rispetto agli scarti di piallatura finali della tavola XLAM. E diciamo che i parametri xiloenergetici riportati nelle due tabelle confermano quanto appena detto. Infatti un contenuto di ceneri di 1,5% per i primi scarti di piallatura è un valore molto alto che non farebbe rientrare il futuro biocombustibile in una classe di qualità vendibile per il mercato. Quindi, grazie a queste analisi preliminari, abbiamo deciso di proseguire con il secondo scarto di piallatura del pannello XLAM con la produzione di un biocombustibile solido. Nel particolare siamo andati attraverso un processo di pelletizzazione, siamo andati ad formulare quello che potete vedere nella seguente immagine, ovvero il pellet. Questo pellet è stato analizzato secondo la normativa UNI-EN ISO 17225 in tutti i parametri che servono al fine di classificare il biocombustibile. Nella parte destra della tabella possiamo vedere i valori limite imposti dalla normativa, mentre nella parte sinistra della tabella andiamo a vedere i risultati ottenuti. Si può vedere come tutti i risultati di tutti i parametri fisico-meccanici farebbero rientrare il pellet nella classe di massima qualità A1, a parte la durabilità meccanica. La durabilità meccanica però possiamo definirla come un parametro che è come posso dire, non è imputabile al materiale stesso, quindi al legno, allo scarto di produzione, quanto al processo di produzione, quindi ad esempio la trafila utilizzata, la temperatura della trafila, la quantità di contenuto idrico. Quindi questo valore diciamo che è migliorabile attraverso l'ottimizzazione del processo stesso di produzione. Infatti sono a breve, appena riparto un po' tutto, volevamo fare ulteriori prove al fine di aumentare questo parametro e definirlo anche questo nella massima classe di qualità.
Nella seguente slide viene riportata la tabella con gli elementi chimici e le loro relative concentrazioni ritrovate e i parametri imposti dalla normativa, e si può vedere come anche in questo caso tutti i parametri fanno rientrare il biocombustibile all'interno di una classe massima di qualità, A1. In questo caso il mercurio, come si può vedere, è minore di 0,3, quando la normativa prevede un valore minore o uguale a 0,1. Questo in questo caso però è un problema legato all'analisi chimica effettuata, ovvero al limite di rilevabilità dello strumento, che non scendeva sotto 0,3, quindi l'analisi andrebbe ripetuta, come viene fatto successivamente, con un'altra metodica, con un limite di rilevabilità inferiore e accettabile, quindi, per categorizzare il pellet nella classe A1. Successivamente viene riportata anche l'analisi effettuata con l'analisi fisico-meccanica e chimica effettuata da bricchette prodotte dagli scarti di piallatura, come precedentemente fatto per il pellet, misti a scarti di legno vergine e lamellare, quindi contenenti in questo caso anche una quantità di colla poliuretanica contenente comunque una maggiore quantità quindi di azoto, essendo comunque l'elemento principale della colla. Anche in questo caso, come vengono riportati a destra i valori della normativa e a sinistra i valori trovati dalle analisi, e in questo caso durabilità, ceneri, il contenuto idrico e il potere calorifico mostrano valori superiori, cioè sia superiori o inferiori in base al parametro analizzato, che fanno rientrare il biocombustibile nella classe di massima qualità. Anche in questo caso le analisi sono state svolte, le analisi chimiche con limiti di rilevabilità giusti, che permettono di categorizzare il biocombustibile, anche in questo caso per l'analisi chimica, nella massima qualità. È importante vedere, come sottolineato in precedenza, come l'azoto, che dovrebbe essere l'elemento che dovrebbe dare principalmente problemi, risulta comunque inferiore di 0,1 al limite minimo previsto per la classe A1, quindi di massima qualità. Quindi il punto su cui volevamo soffermarci è proprio questo: come il decreto legislativo italiano vieti alle aziende, ai produttori della filiera del legno del Veneto, ma di tutta Italia in questo caso, vieti il ricavo energetico, un ritorno economico dal ricavo energetico di questi materiali, che vengono categorizzati alla pari di altri materiali, magari contenenti effettivamente elementi chimici molto dannosi per un'ipotetica combustione. E fondamentalmente quindi questo lavoro vorrà essere inoltrato comunque a chi di dovere, per cercare di far notare come non si possono trattare tutti gli scarti allo stesso modo, anzi i produttori in questo caso sono costretti a pagare come rifiuti speciali per lo smaltimento, quando potrebbero avere un ritorno economico che permetterebbe, appunto, ritornando sempre lì, al riposizionamento della filiera del legno veneto. E niente, sono stato breve e conciso, però i risultati erano questi, di facile comprensione, quindi ringrazio tutti per l'attenzione e buon proseguimento e grazie. Grazie Emanuele. Allora, qui mi inserisco brevemente io per introdurvi sul progetto Scale Up che stiamo conducendo con il centro consorzi. Sempre di scarti di legno ingegnerizzato si parla. Ecco. Quindi il progetto Scale Up si innesta proprio sui risultati, diciamo così, e l'attività del progetto Corwood, volendone proseguire poi la linea di ricerca per confermarne i risultati, approfondirli, e comunque si sa che effettuare più prove valorizza e dà più forza ai risultati. Parliamo quindi sempre di scarti di legno ingegnerizzato, quindi XLAM travi lamellari, che sappiamo occupare al momento, penso alla stragrande, il 90% del mercato, 80-90% del mercato delle case in legno e del legno in generale. Allora, come dicevo, appunto, è un progetto finanziato dalla Regione Veneto, beneficiario il centro consorzi, partner scientifico è il TESAF, e in più abbiamo importantissimi partner aziendali che sono rappresentati dalle aziende del consorzio Legno Veneto e della RIR Foresta Oro Veneto.
E in questa prima fase siamo andati ad effettuare un'analisi bibliografica diciamo così, per farci un'idea di avere una stima, perché si parla sempre di stime, di quanti scarti vengono prodotti dalla filiera del legno in Veneto. Ripassiamo brevemente così il quadro normativo che ci ha già introdotto molto bene Emanuele. Si parla sempre della legge 152 del 2006, che aggiungerei messa in combinazione con l'accordo sul bacino padano, che è stato sottoscritto dalle regioni del nord Italia per una riduzione dell'inquinamento atmosferico. Si genera appunto una combinazione, direi, letale, per cui le aziende della filiera del legno, o meglio dell'industria del legno, quindi industria di trasformazione del legno, non possono utilizzare la totalità del loro scarto. Sono costrette quindi a dover pagare per smaltire la parte, diciamo così, di scarto non vergine o ingegnerizzato, come diciamo noi, pagando insomma ogni anno. Quindi questo si traduce poi di fatto in un disincentivo all'utilizzo delle biomasse nell'industria del legno. Dati ISPRA ci dicono infatti che mentre negli anni 80 e 90 c'è stato un po' il boom diciamo così, della svolta energetica per valorizzare la biomassa presso le aziende di trasformazione del legno, mentre negli ultimi anni ci si accorge che questo dato è in calo. Ciò vuol dire che le aziende dell'industria del legno si stanno riconvertendo, succede spesso che si riconvertano all'uso di fonti fossili, quindi al metano per esempio, per facilità chiaramente, perché si vedono diciamo così, strette in questo panorama legislativo che non permette loro di valorizzare del tutto il loro scarto, per cui sono costrette a integrare acquistando energia, insomma, o acquistando energia sotto forma di gas, oppure ancora peggio acquistando pellet o bricchette da stati esteri dove appunto non vigono queste norme, queste leggi che diciamo prevengono l'utilizzo dello scarto ingegnerizzato. Sempre una piccola ripetizione, di fatto l'unica norma internazionalmente riconosciuta e a cui gli altri paesi europei ma anche mondiali si rifanno è questa EN ISO 17225 del 2004, che dice appunto che sono accettabili i livelli trascurabili di colla, grasso e altri additivi nello scarto ai fini di produzione energetica tramite combustione. Quindi l'obiettivo del progetto Scale Up è quello appunto di rispondere un po' a un'esigenza molto importante delle aziende dell'industria del legno, per far sì che possano utilizzare direttamente presso i loro impianti la totalità del loro scarto, senza dover separare lo scarto vergine dallo scarto ingegnerizzato e pagare per lo smaltimento di quest'ultimo. Noi ci troviamo in questo momento appunto nella fase preliminare di progetto. Il progetto diciamo, è partito da qualche mese, poi insomma con le vicende attuali ci sono stati un po' dei rallentamenti. Comunque al momento abbiamo effettuato appunto l'analisi bibliografica che ci ha permesso un po' di farci un'idea su come vengano utilizzati gli scarti e soprattutto ci ha permesso di avere una stima per quantificare quanto sia l'effettivo potenziale energetico della filiera foresta-legno in Veneto, perché se non abbiamo un'idea di che quantità si parla, si fa anche fatica poi a far ragionamenti. Abbiamo poi effettuato il campionamento presso le aziende del Consorzio Legno Veneto, dove abbiamo appunto raccolto vari campioni categorizzati per tipologie, quindi avremo legno vergine, avremo scarti da legno ingegnerizzato, quindi refili di Ixlam e trucciolato sempre da Ixlam o legno lamellare. Qualche numero, si parla sempre di stime perché appunto, come ci diceva anche prima Ivan Russo dell'Università di Verona, la filiera è un po' scollata, per cui anche la raccolta dati, avere dati diciamo così robusti e affidabili non è semplice, soprattutto nella prima fase, nella prima parte della filiera, quindi il comparto forestale. Quindi si parla sempre di stime, ma pensiamo che
insomma, come ordine di grandezza siamo lì. Allora, come utilizzazioni forestali in Veneto abbiamo fatto una media dal 2010 al 2019 grazie a dati della Regione, dati sulle utilizzazioni, quindi dati sulle domande di utilizzazioni forestali, quindi probabilmente una gran parte di metri cubi insomma sono tralasciati, ma diciamo così che abbiamo una media di 420.000 metri cubi all'anno di utilizzazioni in Veneto. Per cui sempre in modo molto empirico circa un terzo di questi metri cubi, quindi circa 140.000 metri cubi all'anno, sono residui delle utilizzazioni forestali, quindi diciamo così il legno vergine che attualmente diciamo, è utilizzato per la produzione di energia. Contando quindi che ogni chilo di abete rosso vergine ha un potenziale calorifico di 19 megajoule, possiamo arrivare a una potenza, sempre stima, di 145 megawattora all'anno. Proseguendo poi lungo la filiera, passiamo poi al diciamo così, secondo blocco, abbiamo il comparto forestale, dopodiché inizia l'industria del legno, quindi partendo dalle segherie, arrivando fino alle falegnamerie, mobilifici, passando per carpenterie, eccetera. Qui abbiamo dovuto, diciamo così, ragionare in termini di codici Ateco, anche un po' per capire chi fa cosa e che tipo di scarto viene prodotto, sempre per avere una stima. E siamo arrivati così a questi numeri che, secondo i parametri della norma ISO, quindi probabilmente si producono in Veneto, vengono prodotti in Veneto circa tra i 215 e i 245 mila tonnellate all'anno di scarto, sia vergine che da CLT, quindi da Ixlam. E più o meno, se andassimo a valorizzare per la produzione di energia questa massa, si potrebbero produrre circa 1000 megawattora all'anno, che quindi insomma è un numero abbastanza importante. Quindi siamo poi andati a vedere un po' così per capire di quanti soldi si parla, quindi il valore economico del solo scarto trattato, quindi in questo caso di solo scarto da legno ingegnerizzato, quindi abbiamo tralasciato il legno vergine e abbiamo tralasciato il legno, diciamo così, trattato chimicamente con sostanze tossiche, per cui diciamo, la combustione non sarebbe comunque possibile. Solo scarto trattato, rientrante nei parametri della ISO 17225, si parla di circa 4 milioni di euro all'anno di valore di questo scarto in Veneto. Questi 4 milioni oggi appunto non sono né, come si dice, non ne giovano le aziende, anzi devono pagare per smaltirlo. Quindi insomma, in conclusione, ogni anno, sempre si parla di stime, le imprese venete spendono circa 200 milioni di euro per riscaldare i propri ambienti e mettere in funzione i macchinari. Facendo una media, che vuol dire poco perché ogni azienda ha la sua dimensione, però insomma, mediando questo valore per il numero, dividendolo per il numero di imprese in Veneto, si parla circa di 30.000 euro a impresa che ogni anno vengono spesi per mettere in moto i macchinari, riscaldare le presse, i forni, e questi potrebbero essere tranquillamente, diciamo, questa spesa potrebbe essere evitata se magari non tutte le imprese, però gran parte delle imprese potessero utilizzare la totalità del loro scarto, insomma. Quindi appunto, secondo noi è di fondamentale importanza poter permettere alle aziende di poter utilizzare la totalità del loro scarto in modo da contenere i costi, rendendole quindi anche più competitive verso l'Austria, verso gli altri player internazionali e non ultimo eliminando anche una fonte di inquinamento atmosferico non irrilevante che è rappresentato dal trasporto. Se pensiamo che l'azienda X deve chiamare un tir a settimana, o quant'è Luciano, quanto ti portano via la settimana? Un tir alla settimana per portare via lo scarto, e in più se l'azienda dovesse poi importare del materiale, del biocombustibile come pellet dalla Bulgaria per esempio, abbiamo un altro tir che va verso l'azienda, quindi si parla anche di inquinamento atmosferico che la stessa legge vorrebbe evitare. In realtà appunto è un po' un paradosso, per così dire, no? E le prossime attività di progetto saranno appunto, adesso abbiamo campionato, abbiamo i campioni del residuo di lavorazione, degli scarti, andremo quindi
a effettuare delle analisi fisico-meccaniche presso il laboratorio ABC del Dipartimento TESAF di Padova, e speriamo anche di riuscire a fare dei test di combustione presso dei laboratori privati, adesso vediamo. Quello che è lo scopo, diciamo così, che è molto importante ottenere, vorremmo prototipare, diciamo così, come diceva anche prima Emanuele, una mistura di biocombustibile che contenga una percentuale di legno vergine e una percentuale di legno ingegnerizzato, in modo che possa rientrare nei parametri della norma. Dopodiché andremo ad effettuare uno studio di fattibilità per vedere, appunto, è fattibile economicamente per le aziende venete produrre questo a livello industriale, questo biocombustibile, se viene venduto poi a terzi, insomma faremo un'analisi anche economica, ma soprattutto andremo a fare una LCA che vuole valutare poi l'impatto ambientale del ciclo completo del biocombustibile, quindi dalla sua produzione fino alla combustione. E la terza fase, diciamo così, che poi permea, diciamo, un po' tutto il progetto, dovrebbe essere quella di coinvolgere gli enti certificatori, quindi Enama in primis, che siede lì presso il TESAF, e sensibilizzare anche chiaramente, oltre al legislatore, anche gli organi e gli enti regionali di controllo, quindi l'ARPAV, quindi appunto che si occupano di controllo sulla solubilità dell'aria. Ecco. Questo era quanto. Mi sa che abbiamo finito. Andremo in Cansiglio, insomma, a vedere i cantieri forestali. Penso che l'autobus arriverà all'1 e in Cansiglio poi sarà offerto anche un panino col pastin e un'ombretta di vino, una birretta, insomma. Così. Grazie per l'attenzione. Vi saluto e vi ringrazio. Volevo solo segnalare che in fondo al report che vi abbiamo dato ci sono proprio tutte le misure, che sono le azioni, gli interventi fattibili sulla filiera, che sono descritti e quindi anche con degli esempi, in modo tale da avere un'idea di cosa effettivamente è possibile fare in termini di interventi sulla filiera e quali sono appunto le sperimentazioni che stiamo realizzando. Ecco. Vi ringrazio ancora della pazienza a tutti. Arrivederci.